Il primo vero profondo intervento di recupero e riqualificazione dopo la frana del 66, che nel giro di qualche anno darà un nuovo volto al centro storico e segnerà la rinascita del cuore della città. Il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, presenta così il programma di riqualificazione urbana denominato La Terra Vecchia di Girgenti e respinge le accuse del coordinatore provinciale di SEL, Lillo Miccichè. Non si vuole consumare nessuna turpe operazione edilizia speculativa con fondi pubblici, afferma Zambuto. In 40 anni sono stati persi i fondi che vi erano per il centro storico di Agrigento. La mia amministrazione ha partecipato a un bando per la riqualificazione del centro storico, un bando che prevedeva alcuni requisiti. Bisognava realizzarla in un'area che, così come prevista dal piano particolareggiato del centro storico, era un'area per residenza per la terza età. Siccome avevamo la necessità dei tempi di dover partecipare a quel bando, abbiamo individuato proprio quell'area che non necessitava di varianti urbanistiche. Quell'area prevedeva quella destinazione e abbiamo individuato quell'area. Voglio sottolineare come quell'area, nella quale interverranno 11 milioni di euro, che serviranno per la realizzazione di 9 alloggi da parte della mano pubblica, 27 alloggi da parte della mano privata che non potrà realizzare e vendere immediatamente gli alloggi, no, dovrà realizzarli e per 25 anni dovrà mantenere un affitto a canone sostenibile, quindi con una destinazione nei confronti diciamo, di carattere sociale, nei confronti di tutti coloro che avranno di bisogno. E soprattutto andremo a intervenire con la realizzazione di opere di urbanizzazione, quindi strade, marciapiedi, luce e soprattutto con la realizzazione della scala mobile che va a collegare Piazza Pirandello con Via Barone, la salita dell'Acquamara. Inoltre, nell'area dell'ex Schifano prevede la realizzazione di giardini, prevede la realizzazione di un centro polivalente, prevede la realizzazione di un centro sociale proprio per mantenere la destinazione di finalmente riqualificare e fare rinascere il centro storico di Agrigento. Non pratichiamo favoritismi imprenditoriali, aggiunge Zambuto. Il programma di riqualificazione Terra Vecchia di Girgenti rispecchia fedelmente i dettami del bando pubblico. Sono state fatte gare pubbliche, gare che sono state pubblicate all'albo pretorio, che sono state pubblicate nelle gazzette ufficiali, per cui tutti hanno potuto partecipare, i nostri uffici sono stati aperti a tutti. Nell'ottica di un piano di recupero e riqualificazione complessivo del centro storico di Agrigento, il sindaco Marco Zambuto ha annunciato interventi anche in altre aree, tra le quali la via Atenea ed il quartiere di Ravanusella. Anche lì la realizzazione di un altro intervento di riqualificazione urbanistica, di realizzazione di opere di urbanizzazione, di realizzazione di alloggi per altri 11 milioni di euro e inoltre la approvazione e il finanziamento, così come c'è stato comunicato alla Regione Siciliana, per la realizzazione dei progetti di via Serroi, di piazza Lena, di piazza San Giuseppe, anche questi progetti che abbiamo presentato e ci sono stati finanziati su altre misure che complessivamente andranno a riqualificare un centro storico che dopo la frana è stato totalmente abbandonato.